Benvenuti alla Strada dei Pirati per questo incontro di Under 18 tra le due capoliste Torre Pedrella Falcons e New Rimini. La partita inizia alle 17, quindi tra qualche minuto dopo vi spieghiamo un attimo il line-up e i giocatori che abbiamo. Allora abbiamo
i due manager a casa base. Innanzitutto mi presento, come mi conoscete, sono Enrico Bonemei, presidente dello Junior Rimini. Oggi facciamo la diretta, questa importante partita sempre per l'Under 18 che quest'anno è targata New Rimini, con i ragazzi dello Junior Rimini. E i manager sono Sartini Matteo e Zucconi Gilberto per la New Rimini. Allora, vi leggo un attimino il line-up del Torre Pedrera Falcons. Abbiamo posizione 1, lanciatore numero 45, Boldrini Leonardo. Posizione 8, quindi esterno centro, numero 54, Nadi Elia. Interbase numero 7, Magnani Luca. Ricevitore Mazzoni Alessandro, numero 44. Esterno sinistro, numero 3 di Carlo Elia. Prima base numero 57, Moroni Francesco. Esterno destro numero 42 Pascucci Fabio, terza base numero 46 Magnani Marco e seconda base numero 4 Carlini Francesco. Questo è il line-up del Torre Pedrera Falcons, questa gara di oggi, mentre quella della New Rimini abbiamo posizione 7, quindi esterno sinistro numero 34 Monti Massimo, esterno centro numero 23 Montanari Tommaso, numero 6, quindi interbase, numero 46 Ruggero Mattia Leon, posizione 1 lanciatore, numero 47 Metalli Grisetti Tommaso, ricevitore numero 48 Romito Carlo, terza base, posizione 5, numero 14 Ricci Riccardo, esterno destro, posizione 9, numero 51 Ardini Tommaso, prima base, numero 45 Evangelisti Samuele, e seconda base, posizione 4, numero 88, Zucconi Luca. Squadre stanno facendo riscaldamento. Prendi una sedia lì, è libera quella. Assistente di base per il Torre Pedrera c'è Cristian Giovanelli, che vedete. Alla console Abbiamo Tiziano Pellegrini al tabellone che sta cercando di accenderlo, sembra che funzioni. E poi abbiamo Luigi Bellavista Scorer che ci aiuterà un attimino a capire le valide o meno. Adesso vediamo. Allora, la partita inizia. Abbiamo line up numero 45
Buldrini Leonardo tenta un bunt ma non colpisce la palla, viene attribuito il primo strike. Play ball già iniziata, puntuale, 5-0-2. Gira una palla alta sull'esterno e presa al volo dall'esterno destro della Rimini Ardini Tommaso, numero 51, primo eliminato. Quindi è un F9. F9. Adesso abbiamo Nardi Elia, numero 54, esterno centro per il Torre Pedrera Falcons. È il secondo dei line-up di questa partita di oggi, primo inning. La prima palla è un ball. Prima palla è un ball. Anche la seconda palla è un ball, una palla per terra, quindi sicuramente ball. Colpisce una palla che errore. Un errore della... A chi lo attribuiamo? L'Interbase? Sì, un errore del Mattia Leon che fa arrivare Salvo, quindi Salvo su errore, Nardi in prima base. Adesso abbiamo il numero 7 Magnani Luca, l'Interbase del Torre Pedrera Falcons. Tentativo di pick-off senza successo. Colpisce una palla alta, una fly sempre sull'esterno destro che lo elimina al volo, quindi F9. Esterno destro Ardini Tommaso, numero 51, due eliminazioni identiche, sia il primo uomo del line-up che il terzo. Quindi 2 out per il Torre Pedrera Falcons, sempre in prima base abbiamo Nardi Elia, a seguito, arrivato in base a seguito dell'errore di guanto di Ruggeri Mattia Leoni, l'interbase della New Rimini. Palla bassa, ball. E il numero 44 Mazzone Alessandro, ricevitore. Palla ancora ball, tentativo di rubata che però va a buon fine perché anche qui un errore e non viene ricevuta la palla del ricevitore verso l'interbase e arriva salvo, quindi rubata la seconda base Nardi Elia. Prima palla è dopo 2 ball è uno strike.
2 ball 1 strike, quindi il conto su Mazzone Alessandro. Palla sprizzata in foul per il secondo strike, quindi il conteggio si porta sul 2-2 per Mazzone Alessandro. Chiama a tempo Mazzone Alessandro. Due ball, 2 strike, 2 out, ricordiamo questo momento. Primo inning. Partita iniziata alle 5 pochi minuti. 5-2 minuti. Strikeout, casca la palla ma è K swing, non colpisce la palla viene persa dal ricevitore, ma il risultato è comunque che dopo viene lanciata la palla in prima, ma non ci sono arrivi in base su valida. Allora si chiude qui il primo inning andiamo in pubblicità. Torniamo in diretta dallo Stadio dei Pirati per questa parte bassa del primo inning. Ricordiamo che il primo inning si è concluso con un uomo lasciato in base che era entrato su errore. Ora abbiamo per la New Rimini Monti Massimo, esterno sinistro col numero 34. Ricordiamo la batteria del Torre Pedro Falcos, composta da Buldrini Leonardo lanciatore e ricevitore Mazzone Alessandro.
Prima palla è uno strike che guarda Monti Massimo. La seconda palla invece è un ball, palla alta esterna, 1-1 il conto. Tifo in tribuna da parte delle giovanili della New Rimini e Junior Rimini insieme. Gira questo secondo strike Monti Massimo, ma non impatta la palla, quindi 2 strike e un ball il conto. Questa palla è un ball, una palla esterna bassa, quindi 2-2 il conto, 2 ball, 2 strike su Monti Massimo, che adesso dovrà cercare di fare attenzione a fare passare palle possibili nell'area di strike. Strike out, purtroppo K looking il primo turno di battuta per Monti Massimo. Adesso abbiamo Montanari Tommaso, numero 23, e Mancino, che gioca anche nella New Rimini in Serie A. Montanari Tommaso. Gira la prima palla ma non la impatta Tommaso, era una palla veloce ma non ha preso il timing giusto, oppure la posizione della mazza non era sulla palla. Questa seconda palla è un ball, una palla bassa, un ball, uno strike il conto su Tommaso Montanari. No. Ce le ho le chiavi, però le chiavi le ho. Ah, le ho lasciate? Le ho lasciate nel Ciringhito. Sono nel Ciringhito. Dentro, sì, vicino alla cassa. Scusate. Allora, 3 ball e uno strike il conto su Montanari. Sprizza la palla in foul, Montanari si carica del secondo strike, quindi conto pieno. Conto pieno su Montanari. Palla alta, base su ball per Montanari, un'ottima prestazione nel box. Ha girato tutte le palle che assomigliavano a strike tranne la prima. Adesso abbiamo Ruggeri Mattia Leon, numero 46, interbase, che della New Rimini quest'anno l'ha dato in prestito al Fano, quindi gioca in Serie B a Fano, oltre che nell'Under 18, targata New Rimini, proveniente dalle giovanili dello Junior Rimini. No, non è l'ultimo anno per lui. Anche l'anno prossimo c'è l'Under 18 Leon. Sì. Leon compie 17 anni quest'anno, quindi avrà anche l'anno prossimo nell'Under 18. Ruggio colpisce una palla lunga e sicuramente un doppio che porta a casa Montanari, un doppio in piedi per Mattia Leon, un'ottima prestazione da parte dell'interbase della New Rimini, una bellissima palla lunga che finisce sul muro in fondo allo stadio, quindi veramente difficile poterla raccogliere e portarla a casa. Un doppio in piedi per lui, quindi entra il primo punto per la New Rimini, che quindi sblocca subito il risultato portandosi per 1-0 a condurre la partita.
Adesso abbiamo Metalli Grisetti, il lanciatore, numero 47. Anche lui gioca nella New Rimini di Serie A come lanciatore. Colpisce una palla in foul a destra e non viene trattenuta dalla reti, quindi finisce nella zona esterna del campo. Ancora strike, quindi 2 strike, un ball e il conto su Metalli Grisetti Tommaso. Mattia Leon sempre in seconda base, come vedete. Gira questa palla andandola a cercare, ma è un strike out, un K swing. Non impatta la palla. Ora abbiamo Romito Carlo, ricevitore numero 48, e anche lui è all'interno del progetto New Rimini. Ogni tanto nelle partite in casa viene convocato e gioca in Serie C col Riccione nella squadra seniores tutte le domeniche, e quando è convocato è anche partecipe nella New Rimini, specialmente nelle partite in casa. Carlo portalo. Una valida consentirebbe siccome è veloce, Mattia Leon di venire a casa per il secondo punto. Questa palla è un ball basso, una palla bassa. Segnali da parte del manager Zucconi Gilberto. Lascia passare questa palla ancora giudicata ball, quindi secondo ball, il conto per lui. Ora il lanciatore del Torre Pedrera dovrà sicuramente cercare di inquadrare meglio l'area di strike, altrimenti portandosi su 3 ball, dopo poi sarà costretto a lanciare una palla diversa. Gira invece questa palla, non la impatta, era una palla esterna che sarebbe stata sicuramente nella zona di ball. Comunque 2 ball, 1 strike il conto, 2 out per Carlo Romito. Gira ancora questa palla senza convenzione, un pochino come quella che aveva girato Metalli Grisetti. La palla esterna, sicuramente destinata anche questa alla zona di ball. Ora il lanciatore è in vantaggio, 2 strike, 2 ball, quindi toccherà girare veramente adesso 2 out, quindi perde la palla e riesce ad arrivare in prima, quindi è un K, ma con palla persa viene salvo in prima, e Mattia Leon invece si sposta in terza base. KVP, la sigla. Noi siamo dalla vecchia scuola qui. Le trovate? Deve essere questa. Dovrebbe essere questa qui. Sì, o questa o questa. Sì, questi due. Ora abbiamo in battuta Ricci Riccardo con numero 14, terza base. Abbiamo uomo agli angoli, come potete vedere. Gira questa palla in terza base, ma non riesce a passare il diamante, quindi è eliminato con una linea sulla via 5-3. E si conclude qui il primo inning per la New Rimini con un punto segnato, e noi andiamo in pubblicità.
Torniamo in diretta dallo Stadio dei Pirati per questo secondo inning da parte del Torre Pedrera Falcons. Ricordiamo Under 18, targata New Rimini, da cui la trasmissione della diretta di oggi. Questa due squadre che si contendono il primo posto nel girone per partecipare alle fasi finali. In battuta abbiamo Di Carlo Elia, numero 3, esterno sinistro. Palla bassa, ball. Palla strike, una bella palla da girare che Di Carlo lascia sfilare. Un ball, uno strike il conto. Questa palla è ball. Trovata? Come no? Palla ancora, errore da parte di Leon, accidentaccio. Oggi è partito bene in attacco, ma in difesa due errori. Niente, salvo su errore Elia Di Carlo e quindi arriva salvo in prima. Ora abbiamo Moroni Francesco, numero 57, prima base del Torre Pedrera. Prima palla è un ball. Tentativo di bunt, non impatta la palla ed è uno strike. Te lasciale nel tiringhito, troveremo di chi sono. Tentativo ancora di bunt. In prima pick-off non riuscito, palla che sfugge leggermente a Vangelisti, ma riesce comunque a tenerla in zona, quindi il corridore non si stacca dal cuscino. Cerca di fare il bunt a tutti i costi il Torre Pedrera. Vedete ancora il bunt proposto. Colpisce la palla alta e in foul dietro, quindi si carica del secondo strike Moroni Francesco, che penso che ora non farà più bunt, perché se succede per regola che nel bunt la palla va in foul viene eliminato. Però alle volte, nonostante questo, qualcuno lo fa lo stesso il bunt, insomma. Un ball, due strike, Tiziano, il conto là, Questa palla diciamo che l'arbitro non chiama strike, diciamo così. Due ball, due strike il conto. Gira questa palla verso Leon, completa il primo strike e il secondo, quindi un out solo nel tempo, non riescono a eliminare il doppio gioco, ma comunque Moroni Francesco è salvo per scelta difesa. È salvo per scelta difesa, quindi abbiamo un out, uomo in prima, Moroni Francesco. Ora abbiamo Pasculli Fabio,
numero 42, esterno destro del Torre Pedrera. Palla strike, la prima palla lascia sfilare Pascucci Fabio e si carica del primo strike. Gira la seconda palla, era una palla probabilmente destinata a zona di ball, ma gira questa palla e si carica del secondo strike, quindi Grisetti si mette in vantaggio con 2 strike. Esce la palla al ricevitore, ma non così tanto lontana da lui, e quindi il Moroni Francesco resta sul cuscino di prima base. Gira ancora questa palla, ma non arriva, è in foul, in zona di foul dietro noi, non riesce a metterla in gioco. Quindi il conto è 1 ball, 2 strike. Gira anche questa terza palla finisce in tribuna e scende preda dei ragazzi della Junior Rimini che stanno tifando i loro ragazzi più grandi. Sempre conto invariato, 1 ball, 2 strike. Moroni in prima, 1 out. Grisetti fa segnali. K, un bel cambio, una bella palla che produce un K looking per Grisetti, il secondo K della partita. Quindi abbiamo attualmente 2 out per il Torre Pedrera Falcons e sempre Moroni Francesco per scelta difesa in prima. Ora abbiamo Magnani Marco, numero 46, terza base. Colpisce una palla che il guanto riesce del ricevitore a stoppare, ma non così sufficiente per riuscire a... È valida, no, questa? Ok, è un singolo per Magnani che Grisetti tocca col guanto, la ferma, ma rimane a metà strada tra la monte di lancio e la seconda base, per cui quando viene recuperata il corridore riesce ad arrivare salvo in prima. Quindi il Torre Pedrera con questa battuta di Magnani Marco realizza la prima valida della giornata. Ora abbiamo Carlini Francesco, l'ultimo del line-up, seconda base, numero 4 di casacca. Chiama tempo sull'arbitro. Prima palla è uno strike che guarda, Carlini guarda ma non gira la mazza. Palla bassa, è una palla. Su palla persa viene a casa Moroni Francesco e realizza il primo punto
per il Torre Pedrera Falcons su palla persa, il ricevitore della New Rimini non è così svelto da andare a prendere la palla persa, e quindi il lancio pazzo consente addirittura di segnare il punto dell'uomo che praticamente era in terza base e di conseguenza è arrivato a produrre questo pareggio. Quindi il conto è un ball, uno strike. Cos'è che facciamo dopo? Punto regalato al Torre Pedrera per un errore. Già era andato in base su scelta difesa Morone, in più, che era un doppio gioco se fossero stati più svelti, ma purtroppo poi questa palla persa, lancio pazzo, il ricevitore non fa presto ad andare a prendere la palla, viene mandato a casa. Il tempo per fare l'out c'era, ma bastava proprio muoversi un po' prima, insomma, per riuscire a fare l'out a casa. Palla ancora ball, 3 ball, 1 strike. No, base su ball. Ci siamo persi un ball sul tabellone. Base su ball per Carlini Francesco. Ora ricomincia il line-up per il Torre Pedrera. Abbiamo il numero 45, Buldrini Leonardo, lanciatore. Segnali da parte del manager Sartini Matteo. Pick-off in prima che non produce nulla. Certamente l'uomo agli angoli con 2 out, bisogna fare molta attenzione perché palla persa come prima e l'uomo viene a casa, quindi molta attenzione su che cosa succede a casa soprattutto, oltre che sul monte. Colpisce una palla in foul, nella zona di foul, prima base non riesce a raggiungerla in tempo, quindi foul, primo strike per lui. Un gioco simile fece la New Rimini, e tentativo di ballerina dell'uomo e portò a casa il punto nella palla che venne lanciata per cercare di eliminare l'uomo. Alza una palla nella zona del seconda base, una palla alta che cade, un errore sicuramente che costa caro alla New Rimini. Viene fatto out poi nel tentativo di rubata della seconda base, però entrano altri 2 punti e quindi il punteggio si sposta su 3-1 per il Torre Pedrera Falcons.
Torniamo in diretta dall'Ostello dei Pirati per questa parte bassa del secondo inning in cui si stanno affrontando il Torre Pedrero inizio? No, secondo. Sì. È il secondo inning, non la parte bassa questo. Ok. Scusate, ma abbiamo Ardini Tommaso in battuta, esterno destro, 2 ball contro su di lui, secondo ball. Ok. Ancora ball su Ardini Tommaso, quindi grande vantaggio per lui, 3 ball, quindi potrà scegliere sicuramente la migliore palla da poter colpire. Palla ancora bassa, base su ball per Ardini. 4 palle che sicuramente, tranne una, erano sicuramente ball. Abbiamo Vangelisti Samuele, numero 45, prima base. Prende i segnali da parte del manager Lucconi. Bunt sprizzato in foul per Vangelisti. Si carica quindi del primo strike. Ancora strike la seconda palla su Vangelisti, Samuele. Ora c'ha 2 strike, quindi non potremo fare sicuramente un gioco corto, ma dovrà sicuramente girare la mazza per cercare l'avanzamento del compagno. Ancora ball. Ancora tenta il bunt nonostante ha 2 strike. Salvo la rubata di Ardini Tommaso, quindi Vangelisti Samuele ora sarà libero di poter fare il suo gioco con 2 strike e 2 ball, sarà libero di poter colpire la palla cercando di far avanzare l'uomo, quindi rubata riuscita per Ardini Tommaso. Nel lancio verso l'interbase non è stato preciso il ricevitore. Foul per Vangelisti Samuele, è il secondo foul, un ottimo turno per lui nel box. Eliminato, quindi è K swing. Lo segno come K swing questo? Se chiama il bunt come terzo strike, comunque il risultato è che è un eliminato da parte della New Rimini. Ora abbiamo in battuta Zucconi Luca, seconda base, numero 88. Prima palla è uno strike che Luca lascia passare, forse era il caso di colpirla, ma tant'è. Una palla lenta come un cambio che arriva in mezzo.
Anche questa era una bella palla che prova a girare ma senza tanta convinzione e la palla non impatta la palla, quindi si carica del secondo strike, 2 strike, un ball, il conto su Zucconi. Questa palla è un ball alto, quindi 2 strike, un ball. Tentativo di pick off, ma Ardini non è tenuto né dalla seconda base né dall'interbase, quindi K swing. Colpisce una palla in foul nella zona dal dugout, produce però la corsa da parte del Ardini Tommaso che dalla seconda base arriva in terza, quindi è come se fosse stata una volata, però non c'è chiaramente l'arrivo a casa. Quindi è un FF3. FF3 eliminato nella zona di foul. Ora ricomincia il line-up, Monti Massimo, numero 34. Gioco d'appello fatto dal Torre Pedrera, ma l'arbitro chiama salvo comunque nella tentativo di rubata, quindi la rubata è avvenuta dopo che la palla era finita nel guanto del prima base del Torre Pedrera. Palla ball alta sopra il caschetto di Massimo Monti e quindi è un ball per lui. Colpisce una palla anche lui nella zona di foul verso il dugout ed è eliminato al volo, quindi è un FF3 anche in questo caso qua, e finisce il secondo inning con 0 punti segnati da parte della New Rimini. Andiamo in pubblicità, punteggio sempre 3-1. Torniamo in diretta dallo Stadio dei Pirati per questo terzo inning. Abbiamo in battuta il numero 54 Nardi Elia, che nel primo inning è arrivato salvo su errore in base. Prima palla è uno strike, seconda palla è un altro strike. Colpisce la palla in foul.
a sinistra. Sempre 2 strike il conto su di lui. Uno strike. No. Questo è ball, 2 strike, un ball. Due ball, 2 strike il conto. Si guardano, si fanno segnali sia Grisetti che Carlo Romito, ricevitore, per cercare di trovare la palla giusta per eliminare Nardi Elia. Foul ancora dietro, palla bassa che viene girata. Nulla di cambiato nel conto, quindi sempre 2 strike e 2 ball. Ora tutte le palle che assomiglieranno a uno strike, Elia sarà costretto a girarle in quanto mette in gioco questa palla ed è valida. Valida, vero? È una valida per Nardi Elia, un singolo. La seconda valida della partita. Adesso il classificatore non c'era, dai, diciamo che lo sforzo era eccessivo, era oltre l'ordinario poterla prendere. Secondo me poteva tentare di raccoglierla, invece appena l'ha persa non ha tentato di raccoglierla, era vicina, aveva stoppata la palla. Abbiamo il numero 7 Magnani Luca che nel primo turno è stato eliminato in un F9, quindi una palla alta all'esterno destro, presa al volo. Ora ci troviamo sempre con Nardi Elia in prima, gira invece questa palla e si carica del secondo strike. Luca Magnani vuole certamente, essendo numero 3, prendere la palla e fare sicuramente avanzare l'uomo, se non produrre qualcosa di più. Gira convintamente. Questa palla in foul a sinistra. Nulla di cambiato, sempre 2 strike, 0 ball il conto su di lui. Certamente Grisetti adesso non è incentivato a lasciare palle che sono proprio nella zona di strike, ma certamente cercherà di girare attorno all'area di strike per cercare di invogliare sicuramente il battitore a girare palle che non sono proprio pulite. Tentativo di pick-off non andato a buon fine, il corridore Nardi Elia torna in tempo. Si stacca molto ma è anche molto veloce. Colpisce una palla lunga che viene preda Montanari, ma no, non riesce a prenderla. È un singolo. Pensava fosse una palla lunga, è stata battezzata male. Sicuramente se correva riusciva a prenderla, ma probabilmente ha battezzato male questa palla o il vento. La rotazione della palla ha consentito comunque di arrivare salvo in prima. Quindi 2 valide consecutive, Nardi Elia e Magnani Luca, i 2 uomini in base per le Torre Pedrera Falcons. Ora abbiamo Mazzone Alessandro che nel primo turno è andato eliminato con un K swing. Vedremo ora se produrrà qualcosa di più significativo. La prima palla è uno strike.
viene colpito e quindi base su colpito. Mazzone Alessandro è il terzo uomo del line-up in questo terzo inning, quindi che riempie tutte e tre le basi per il Torre Pedrera Falcons, 0 out, quindi bisognerà sicuramente giocare bene Di Carlo Elia, che prima è arrivato nel secondo inning salvo su errore, cercando di non produrre sicuramente errori che possono aiutare il Torre Pedrera come prima a segnare punti che in qualche maniera sono regalati. La prima palla è un ball. Forse sarebbe il caso di fare una visita al lanciatore, però io sono il commentatore, per cercare un po' di abbassare i toni, incoraggiare un po' il lanciatore. Questa palla è ball. 2 ball il conto su Di Carlo Elia. Palla ancora per terra da parte di Grisetti, visita come pensavamo noi qui in regia da parte del manager della New Rimini Zucconi Gilberto per sincerarsi un attimo delle condizioni del suo lanciatore. Sicuramente è una situazione complicata perché abbiamo avuto 2 valide consecutive, una base su colpito, quindi un terzo inning che sicuramente è partito male per Grisetti. Bisognerà cercare certamente di raddrizzare il comportamento della squadra per non andare, già stiamo perdendo 3-1, quindi prendere ulteriori punti significa creare un divario che poi potrebbe risultare incolmabile. Rientra Zucconi nel dugout. Dà fiducia al lanciatore. Purtroppo è un punto automatico a seguito di un base su ball. E si sblocca ancora il risultato, quindi per 4-1 per la Torre Pedrera Falcons. Quindi diciamo che i regali non sono finiti, come il primo punto avvenuto su una palla persa dal ricevitore che non torna velocemente questa palla in base ball. Abbiamo Moroni Francesco, numero 57, che nel secondo turno aveva un salvo per scelta difesa in un doppio gioco che non era venuto bene. Finalmente uno strike, quindi un ball, uno strike il conto su Moroni Francesco. Gira questa palla bassa destinata alla zona di ball, caricandosi del secondo strike, sicuramente chiamato dai suoi manager a forzare il gioco per portare qualcosa in casa e muovere sicuramente gli uomini e portare a casa il punto, quindi è incentivato a girare la mazza. Il problema è che bisogna prenderla certamente. 2 ball, 2 strike il conto su Moroni Francesco, numero 57, prima base del Torre Pedrera Falcons. Colpisce una palla lunga che è una valida e porta a casa un punto. È un singolo, quindi è un
una valida con RBI, e quindi entra il quinto punto per la Torre Pedrera Falcons, che quindi scavano un solco molto più profondo all'interno in questo terzo inning. Ricordiamo che la partita si sviluppa su 7 inning, quindi il punto di 5-1 sicuramente porta a un divario eccessivo probabilmente per quello che si è visto, perché è frutto insomma di errori e base ball, che non certamente di un gioco così aggressivo, insomma. Questa palla è ancora ball. Pascucci Fabio è il nuovo uomo in casa base, esterno destro, numero 42. Questa palla è uno strike, quindi un ball uno strike sul numero 92, non 42, 92, scusate. Gira questa palla, è un singolo, è una valida che porta a casa un punto, 2 punti addirittura, quindi è un singolo con RBI, con 2 RBI. Quindi veramente in difficoltà la New Rimini con il Torre Pedrera, che ora ha uomini agli angoli, quindi in prima e in seconda. Grisetti viene fatto scendere dal monte a seguito di questa prestazione, che sicuramente non è tra le migliori, si aspettava sicuramente una prestazione migliore. Ora sale sul monte il numero 34 Monti Massimo, quindi c'è un'inversione. Monti Massimo ora diventa il pitcher e Grisetti probabilmente si sposta in terza. Adesso vediamo cosa succede. Sicuramente sul 7-1 la partita è stata molto indirizzata male, insomma, nel senso che 6 punti di divario, poi ancora 2 uomini sulle basi, in prima e in terza, 0 out, quindi un terzo inning veramente disastroso, in cui sono già entrati 2 punti, ma 4 punti sono entrati. Quindi c'è un cambio interno, abbiamo detto il Monti Massimo va come 34, va a lanciare, e Grisetti si sposta all'esterno sinistro. No, Grisetti si sposta in terza base. C'è un cambio di ruolo praticamente. Il 7 cambia tra Grisetti e 1. No. Il 47, che è Grisetti, diventa numero 5. È l'esterno sinistro. Non so cosa è successo, ma sicuramente l'esterno sinistro era il 7, è andato a lanciare. Quindi chi era era Ricci Riccardo, quindi Ricci Riccardo diventa 7. Esterno sinistro chi è? Entra questa su palla persa
entra questo ulteriore punto mentre Magnani è in base, quindi scorre l'uomo in seconda base, aggiorniamo il punteggio, 8-1 per il Torre Pedrera, quindi un divario sicuramente molto difficile da colmare, stando alla situazione attuale. Palle continuamente perse dal ricevitore, lanci pazzi da parte del lanciatore, quindi sicuramente non aiutano in questo momento qui la squadra a produrre un gioco degno di nota, insomma. 2 palle consecutive perse, lanciate veramente male, palle per terra e non fermate dal catcher. Non so come giudicarle, insomma, comunque il risultato è che uno è entrato in punto e l'uomo è rimasto in terza, lanci pazzi. Quindi 2 ball il conto su Magnani Marco. Entra il primo strike. Palla ancora persa, ma fortunatamente Romito riesce a tenerla vicino alla zona di Casabage. Gira questa palla per terra destinata sicuramente alla zona di ball, conto pieno su sicuramente era difficile da girare perché è una palla per terra, quindi Magnani Marco ha tentato di girare questa palla ma era impossibile prenderla. Base su ball per Magnani. Adesso abbiamo Carlini Francesco, seconda base, che prima è andato in base su base ball al secondo inning. Sono già scorsi sul line-up 7 uomini, questo è l'8º per il Torre Pedrera. Ormai è scorso tutto il line-up. Ancora abbiamo 0 out, poi quindi una situazione veramente complicata. Questa palla è strike, il primo strike su Carlini Francesco, quindi la prima palla è uno strike. Rubata da parte di Magnani Marco che si sposta in terza base. Quindi abbiamo Pascucci in terza e Magnani in seconda. 0 out. Colpisce la palla verso l'esterno destro che la prende al volo. È una volata che taglia e quindi succede che è una F9 con RBI e quindi entrano 5 punti in questo inning veramente disastroso. Cambio, sono entrati 6 punti, quindi c'è il cambio automatico e andiamo in pubblicità.
Torniamo in diretta dallo stadio dei Pirati. Abbiamo per la New Rimini, dopo il terzo inning disastroso, abbiamo Montanari Tommaso che prende il primo strike, batte la palla che è una palla che cade. Montanari è un doppio anche per lui, piedi, doppio. Montanari Tommaso, una bella valida. Speriamo che si siano dati veramente la scossa, come si dice. Deve esserci Sartini in tribuna, qui. Conosco la voce. Palla nella zona di foul e viene eliminato. Ruggeri Mattia Leon FF1 2, eliminato dal ricevitore in zona di foul dietro di noi. È il primo eliminato di questo terzo inning. Adesso abbiamo Metalli Grisetti che nel primo turno, al primo inning è andato in K swing. La prima palla è uno strike. Secondo strike su Grisetti. Sì. Palla persa, un lancio pazzo. Entra il punto per la New Rimini. Palla persa dal ricevitore e porta a ridurre lo svantaggio su 9-2. Ricordiamo sempre un out. In battuta abbiamo Metalli Grisetti con butta la palla in gioco ma non riesce ad arrivare salvo in prima, quindi è eliminato sulla una linea sulla via 5-3, è il secondo eliminato. Ora abbiamo Carlo Romito che prima aveva una K con swing ma riuscì ad arrivare salvo in prima perché perse la palla il ricevitore e nel frattempo riuscì ad arrivare in prima. La prima palla è uno strike. Terzo eliminato Romito, questa palla che si è infilata direttamente nel guanto del terza base, quindi una linea, un L5 e si conclude qui il terzo inning con un punto segnato per la New Rimini. Andiamo in pubblicità.
Torniamo in diretta dallo stadio dei Pirati per questo inizio di quarto inning. In battuta abbiamo il numero 45, Boldrini Leonardo. Si carica del primo strike. Iniziato? Sì, primo strike. Questa palla è esterna a destra, quindi è un ball. Anche questa palla è ball, 2 ball, 1 strike. Secondo strike, 2 strike, 2 ball il conto su Boldrini Leonardo, che ha fatto un'eliminazione al volo al primo inning, un singolo nel secondo inning e allora abbiamo conto pieno su di lui, 3 ball, 2 strike. Palla in ball, base su ball per Boldrini in questo quarto inning, che è il primo uomo che arriva in base, quindi se non ci arrivano con valida li mettiamo con la base ball. Non parte bene questo quarto inning, vediamo un attimo se migliorerà strada facendo. Ora in battuta abbiamo Nardi Elia, salvo il suo errore nel primo turno, valida al terzo, in terzo inning. E ora abbiamo al quarto inning, numero 54, esterno centro. Questa palla era strike, ma l'arbitro non lo chiama, quindi ball.
No, lui sembrava strike, ma l'arbitro non è di questo avviso. Ruba la base, a casa abbiamo uno strike, però è salvo, quindi un ball, uno strike il conto su Elia. Tentativo di rubata, quindi è andato a buon fine. Carichi, tutte scarichi. Colpisce una palla in foul e va a finire in tribuna. Quindi si carica del secondo strike, quindi 2 strike, un ball il conto su Elianardi. Un ball, 2 strike, questa palla è giudicata ball dall'arbitro, quindi 2 ball, 2 strike, il conto su Nardi Elia. Gira questa palla ma finisce nel guanto, quindi è un K con swing, primo K per il lanciatore della New Rimini Monti Massimo. Eh, non l'ho presa, adesso sì. Scusate, ma le zanzare ci stanno mangiando. Allora, in battuta abbiamo Magnani Luca, eliminato al volo nel primo inning, un singolo al terzo, e ora questa terza presenza nel box per lui. Palla ancora ball, quindi 2 ball il conto su Magnani Luca, numero 7. Entra il primo strike, quindi 2 ball, 1 strike per Magnani Luca. Sempre Boldrini Leonardo in seconda base. Palla persa ancora dal ricevitore tramite un lancio pazzo che porta l'uomo ad andare a finire in terza base. Quindi Boldrini Leonardo si sposta in terza base, quindi Magnani Luca, se fa una volata, porta a casa il punto visto che c'è un out. Viene concesso il secondo strike. Viene concesso il secondo strike. L'arbitro era come se fosse stato in conto pieno, invece non era in conto pieno. 2 strike, 2 ball. Adesso è base su ball. Veramente una partita che si sta complicando questa per la New Rimini, perché alterniamo momenti di un buon gioco a momenti in cui non riusciamo a trovare la zona di strike con i lanciatori. La prima palla è un ball su Mazzone Alessandro,
Mazzone Alessandro ha un K swing al primo turno e una base su colpito al terzo. Terzo turno per lui nel box. Due ball il conto su Mazzone Alessandro. L'arbitro non premia questa palla che forse era al limite della zona di strike. Tentativo di pick off in seconda a seguito di rubata, ma non viene preso l'uomo, quindi rubata. 2 ball, 1 strike il conto. Valida, è una valida che arriva abbastanza in fondo per portare a casa 2 punti. È un doppio con eliminazione, quindi è un singolo nel tentativo di rubata, viene eliminato. Però è un singolo con 2 RBI e quindi sposta il punteggio ancora avanti per 11-2 per il Torre Pedrera Falcons. Sì. Ora abbiamo Di Carlo Elia, abbiamo un salvo su errore, una base su ball con punto automatico al terzo inning. Palla ancora ball, palla per terra, quindi niente, la zona di strike non sembra proprio essere stata trovata. Gira questa palla destinata alla zona di strike, 2 ball, 1 strike il conto su Di Carlo Elia. Troppi ball, ma purtroppo il risultato è questo. Due ball, 2 strike il conto su Di Carlo. Due out sul tabellone, però sono entrati 2 punti già. Ancora una palla ball bassa chiamata dall'arbitro ball. Conto pieno, 3 ball, 2 strike, 2 out, tutte le lampadine accese sul tabellone. Ancora una base su ball concessa a Di Carlo, quindi 2 base su ball consecutive. Problemi sicuramente sul monte perché non si riesce a trovare l'area di strike. Tantissimi ball che portano appunto gli uomini in base. Gira questa palla Moroni Francesco, non la impatta, si carica del primo strike. Colpisce questa palla ed è una valida verso destra. Non riesce l'eliminazione in terza base a seguito della corsa di Elia.
e Moroni Francesco raggiunge la seconda base, è un singolo, ma raggiunge la seconda per scelta difesa perché viene lanciata la palla in terza. Ora abbiamo Pascucci Fabio che ha avuto un K looking al secondo inning e una valida con 2 RBI al terzo inning. Con 2 out ci siamo complicati molto la vita perché adesso ci sono 2 uomini in base in terza e in seconda che se viene prodotta un'altra valida possono sicuramente entrare tutti e 2 a casa. Pascucci Fabio. Colpisce una palla sul terza base che assiste in prima e completa l'eliminazione, quindi è una linea sulla 5-3 che completa il quarto inning per il Torre Pedrera, che segnano 2 punti in questa quarta ripresa. Andiamo in pubblicità. Torniamo in diretta dallo Stadio dei Pirati. Abbiamo il numero 20 al posto di Ricci, è il numero 20, Gomez mi sa che è. E lui gioca esterno sinistro in posizione 7. Primo turno in battuta per lui, numero 50, col numero... Ah no, col numero 51 è Ardini Tommaso. Colpisce una palla in diamante, presa al volo dal primo base e quindi eliminato alla via no basta, F3, basta. Boh. Adesso abbiamo il numero 45, no, numero 15 è questo.
No, eliminato. Eliminato. Non c'è Evangelisti. Questo non è tuo nipote? Il numero 15? Il numero 15? Non c'era prima. Non c'era. Di Evangelisti. È un valido. È un singolo. Per Moro Jacopo. Numero 15. E il numero 14 chi è? C'è stata una sostituzione? Ricci. Caduta. Oh, no. Porca mattina. Riciclarlo è valida. È valida, però dopo c'è stato secondo me Moro Jacopo non è riuscito ad arrivare in seconda e quindi si conclude qui questo quarto inning senza punti segnati da parte della New Rimini. Andiamo in pubblicità. Torniamo in diretta allo Stadio dei Pirati per questo inizio di quinto inning. Abbiamo sempre a condurre Torre Pedrera con 11 punti su 2 della New Rimini. Abbiamo in battuta il numero 46 Magnani Marco, per lui il secondo ball. Cambio sul monte per Monti Massimo. Abbiamo Mattia Leon che si sposta a lanciare, quindi ora diventa 1. Ritorna in posizione 7 Monti Massimo e Grisetti probabilmente va a finire interbase. Un attimo di pubblicità per far riscaldare il lanciatore.
Torniamo in diretta, in Storia dei Pirati. Abbiamo Magnani Marco con 3 ball, sul monte abbiamo, perché era venuto giù dal lanciatore precedente che era Monti Massimo, aveva dato 2, 3 ball, 1 strike attualmente, 3 ball, 1 strike, va bene così. Colpisce la palla, non riesce a fermarla in terza base, quindi è un singolo, palla persa e raggiunge la seconda su errore. Non capisco perché la palla è dovuta tornare in prima base con questo errore per portare l'uomo in seconda, ma il risultato è che un singolo diventa un doppio. Ora in battuta abbiamo Carlini Francesco che fa un'altra valida anche lui, un singolo che non battezzano e quindi fanno cadere per terra, un errore dietro l'altro sembra quasi, una palla che casca subito dietro all'interbase, una palla molto alta, quindi non era sicuramente difficile, tanto è vero che il corridore dalla seconda base non si è mosso pensando che lo prendesse al volo, quindi e vabbè. Ora ricomincia il line-up, abbiamo Buldrini Leonardo, un F9, un singolo e una base su ball per lui finora. Un altro ball e uno strike, scusate, per Boldrini Leonardo, uomo in prima, uomo in seconda, 0 out, Ruggeri Mattia Leon sul monte. Questa palla è strike, secondo strike. Il segreto è proprio lanciare strike, insomma, perché di base ball ne abbiamo già lanciate abbastanza. Mattia Leon, sì, sì. Gira anche questa palla ed è un K con swing per Buldrini Leonardo e il primo K per Mattia Leon. Un out. Colpisce la palla e la intercetta. Primo out. Allora, Nardi Elia viene eliminato sulla via 6-3 ed è il secondo eliminato. Spostano gli uomini in terza e seconda base. Ora in battuta c'è Magnani Luca, numero 7, interbase del Torre Pedrera. Palla e strike da parte di Leon. Sicuramente lanciando strike si provoca gioco e il gioco muove i giocatori sulle basi e muove anche la difesa, quindi è in grado sicuramente di produrre qualcosa di significativo. Questa però è una palla lunga che arriva al muro, quindi entrano 2 punti, è un doppio, è un triplo addirittura, è un triplo in piedi. È un triplo in piedi per Magnani Luca, quindi è un V3 con 2 RBI che porta praticamente il punteggio ancora avanti a 13-2 il punteggio per il Torre Pedrera Falcons, che quindi conduce sempre più apertamente questa partita a scapito dei giocatori della New Rimini.
una palla lunga per la zona esterno destro presa al volo ed è il terzo eliminato e quindi è un F9 e si chiude qui il quinto inning. Andiamo in pubblicità. Torniamo in diretta dallo Stadio dei Pirati, cambio sul monte di lancio per il Torre Pedrera Falcons, si cambiano di posizione Buldrini Leonardo con Magnani Luca, quindi Magnani Luca diventa lanciatore e Buldrini Leonardo diventa interbase. In battuta ora per la New Rimini, in questo quinto inning abbiamo Monti Massimo, che abbiamo per lui un K looking, un FF3, quindi veramente una partita non significativa per lui. Speriamo che possa migliorare. Prima palla è un ball. La seconda palla è uno strike e un ball il conto. Strike ancora, 2 strike e un ball su Monti Massimo. Palla ball, per un pelo non lo colpisce, 2 ball, 2 strike il conto. Si sposta per non essere colpito.
Conto pieno. Base su ball. Base su ball per Monti Massimo. Ora abbiamo Montanari Tommaso, sempre in base per lui, il primo inning base su ball, al terzo inning ha fatto un doppio e ora vediamo un attimo questa prestazione. Sicuramente lui gioca in entrambe le squadre, sia nella New Rimini che eventualmente anche nel Rimini 86 in Serie B, quindi una prestazione per lui che sicuramente lo aiuta a crescere in questa categoria, insomma, nell'Under 18, quindi vedere più palle possibile, fare molti turni di battuta sicuramente aiuta a crescere i ragazzi nel gioco e quindi questo proprio lo dimostra, è un ragazzo poi che si impegna, quindi veramente diciamo un mancino che potrebbe avere delle possibilità future. Adesso vediamo se la sua costanza e il suo allenamento le aiuteranno a migliorare sempre più la condizione. Questa palla è uno strike molto basso che l'arbitro chiama, 2 ball, 1 strike il conto. Purtroppo la telecamera si trova a gestire una parte illuminata e una parte poco illuminata, per cui non è un granché la visione. Questa palla è in ball ancora. Proviamo quest'altra inquadratura se migliora un po'. Anche questa non è. Come mancino lo vedete meglio, almeno non è nascosto dall'arbitro, però l'inquadratura è sempre difficile. Palla ball, quindi base su ball anche per lui, 2 basi su ball consecutive sia per Monti Massimo che Montanari Tommaso. Visita da parte del manager della Torre Pedrera, consigli da parte di Montanari che viene a prendere indicazione nel dugout. Ora abbiamo Mattia Leon, numero 46. Abbiamo per lui un doppio al primo turno, un'eliminazione in zona di foul da parte del seconda base, del ricevitore, scusate. Per ora un ball e uno strike il conto per lui. Ball anche questa palla, quindi 2 ball, 1 strike il conto su Leon. Sicuramente anche il Torre Pedrera sembra essere in difficoltà con questo lanciatore che ha concesso 2 basi su ball in fila e fa molta fatica a trovare l'area di strike. Non so se questo pareggerà la partita, ma ci sono 11 punti di differenza, quindi deve farne parecchi di errori. E probabilmente i suoi poi lo cambierebbero, quindi vedremo un po' cosa succede, se eventualmente la New Rimini riesce a evitare di prendere qualche punto in più. Colpisce una palla alta ma nella zona in flip fly. Il flip fly quindi è eliminato il battitore e gli uomini allora. Quindi Mattia Leon Ruggeri è il primo eliminato di questo quinto inning.
è un peccato perché una palla per terra anziché una palla in alto avrebbe mosso la squadra. Comunque, numero 47 Metalli Grisetti, attuale interbase, in questo momento si trova nel box di battuta, un KO swing al primo turno, un'eliminazione sulla via 5-3 e poi adesso si trova il terzo turno a battere e vediamo se riuscirà a fare qualcosa di meglio. Per ora 2 ball bassi esterni impossibili da girare. Gira questa palla destinata alla zona di strike, ma non la impatta. Quindi abbiamo 2 ball, 1 strike il conto su Metalli Grisetti Tommaso. Anche lui gioca sia nella New Rimini che in Serie B con il Rimini 86. La palla è a sinistra, preda dell'esterno sinistro. Viene persa viene presa da Di Carlo al volo, quindi è un F7 ed è il secondo eliminato Grisetti. Ora abbiamo Carlo Romito che ha avuto un KO swing ma è riuscito ad arrivare in prima perché il ricevitore ha perso la palla e non è riuscito a recuperarla in tempo per darla in prima. Eliminato con una linea 5 al volo dal terza base ed ora si trova al terzo turno nel box. Per ora incassa il primo strike girando la mazza ma non impattando la palla. Ora gira la mazza e produce un foul a sinistra che avrebbe portato a casa sicuramente il punto, però purtroppo il risultato è che è in foul e quindi questa palla è un ball, 2 strike e un ball, il conto su Romito. Romito Carlo che anche lui ancora insegue la valida di oggi, che non è riuscito ancora. Colpisce una palla alta che va nella zona di foul. A sinistra. Nulla di modificato, sempre 2 strike, un ball, conto su di lui. Colpisce questa palla verso l'esterno, tra esterno destro e esterno centro, gli cade la palla per un errore, è salvo ed entra al punto. Quindi Romito Carlo è salvo su errore ed RBI porta a casa il punto. È valida secondo te laggiù? Io direi salvo su errore, dai. Ce l'aveva nel guanto. Siamo onesti, diamo un salvo su errore. Quindi il punteggio si sposta a 13-3. Ce l'aveva nel guanto, gli è caduta. Abbiamo uomini agli angoli. Abbiamo Montanari Tommaso in terza base e Romito Carlo in prima. Ora abbiamo Gomez. Sbaglio? Numero 20. Il numero 20 è Gomez, no? Il numero 20? Sì. Sì, Gomez Alessandro.
Gira una palla senza convinzione, una palla per terra destinata sicuramente alla zona di ball. Si carica del secondo strike, 2 strike, un ball. Bisogna fare attenzione, abbiamo l'uomo in terza base, quindi bisogna fare attenzione a girare solamente le palle che assomigliano a uno strike, ma questa sicuramente non era di quel tipo. Colpisce una palla destinata alla zona destra del campo e viene eliminato al volo nella zona, e quindi è un F9 e si conclude il quinto inning di questa partita. Con un punto segnato per la New Rimini. Andiamo in pubblicità. Torniamo in diretta dallo Stadio dei Piranti per questo sesto inning. Abbiamo Di Carlo Elia, esterno sinistro, nel box di battuta. Abbiamo per lui un errore, salvo su errore al secondo inning, una base su ball, un punto automatico al terzo e al quarto inning una base su ball. Andiamo a mietere il grano. Palla bassa, ball, uno strike, un ball, il conto su Elia. Ball. Palla strike, 2 strike, un ball su Di Carlo Elia. Colpisce la palla direttamente nel guanto del seconda base, quindi una eliminato sulla via L4. È una linea direttamente nel guanto del seconda base, quindi di Gomez. Sposta ancora la telecamera questa palla che finisce contro la recinzione. Gira anche questa seconda palla senza impattarla, la prima in foul, la seconda senza incontrarla. Moroni Francesco, prima base,
che oggi ha già un 2 su 3, palla per terra che non può sicuramente invogliare il battitore a essere girato. Sempre andato in base oggi Francesco, salvo per scelta difesa al secondo inning, un singolo con RBI, 2 RBI al terzo e un singolo con seconda base per errore al quarto inning. 2 ball, 2 strike il conto su di lui attualmente. Quarto turno in box per lui. Leon sul monte. Romito a casa. K con swing. K con swing. Ed è il primo eliminato per Mattia Leon. Il primo K con swing. No, il secondo perché Buldrini Leonardo era il primo. Prima palla è un ball invece su Pascucci Fabio, numero 92, un K looking, un singolo con 2 RBI al terzo e un'eliminazione alla via 5-3 al quarto. Abbiamo 2 ball attualmente il conto su di lui. Terzo ball. Tre ball. Gira questa palla nella zona di strike, destinata alla zona di strike, e si carica del primo strike Pascucci Fabio, quindi il conto è 3 ball, 1 strike il conto. Strike ancora per Leon, quindi conto pieno su Pascucci Fabio. Conto pieno, 2 out, tutto il tabellone acceso. K con swing ed è il terzo eliminato per questa velocissima sesta ripresa da parte di Mattia Leon Ruggeri, che chiude bene questa sua ottima prestazione sul monte, e andiamo in pubblicità per poi ritrovarci in attacco. Torniamo in diretta allo Stadio dei Pirati, questo sesto inning parte bassa. In battuta abbiamo il numero 51 Ardini Tommaso, una base su bola al secondo inning, un F3
ed è stato eliminato, è arrivato in base ma è stato eliminato rubando al quarto inning, e ora al terzo turno ci trova con 2 strike attualmente. Base ball, scusate, ball, quindi 2 strike, un ball attualmente il suo conto. Scusate, ma abbiamo tutti i ragazzi della New Rimini in palestra dietro di noi, il pubblico che rumoreggia, perdiamo il conto delle chiamate. 2 strike, un ball. K Looking, Ardini Tommaso, il primo eliminato. Ora abbiamo Moro Jacopo col numero 15, seconda base. Palla persa, lancio pazzo che non essendoci uomini in base non produce nessun danno. Quindi primo ball. Primo strike. Un ball, uno strike, il conto. Gira questa seconda palla senza riuscire però a impattarla, quindi abbiamo 2 strike, un ball, il conto su Moro Jacopo. Spizza la palla in foul a destra, conto invariato, 2 ball, un ball, 2 strike. K con swing è il secondo eliminato per la New Rimini. Ora abbiamo Ricci Jacopo, numero 14. Ha fatto un singolo al quarto inning. Prima palla è uno strike. Seconda palla girata ma non impattata, quindi cade il secondo strike, 2 strike, 2 out attualmente. Gira questa palla sfugge al ricevitore e un K con swing ma perde la palla, quindi nulla, purtroppo non produce niente nel box la New Rimini, non c'è sicuramente un recupero con questo ritmo e andiamo in pubblicità. Guarda che per fare santo una persona bisogna ucciderla prima, bisogna che muore. I santi è uguale. Beato e santo, sempre morire ti tocca. Se poi
Torniamo in diretta per questo ultimo inning, settimo inning. Abbiamo un cambio sul monte, abbiamo a lanciare Romito al posto di Leon che torna in interbase, Grisetti è in terza base, abbiamo un cambio interno, adesso non ci è stato comunicato, quindi vedremo di leggere un po' i numeri sulle casacche. Mattia Troni, il ricevitore, Mattia Troni, numero 14. Vedremo dopo in che posizione si presenta nel line-up. Non lo so per chi è entrato. 2 strike attualmente, il conto sul numero 46 Magnani Marco, foul a sinistra, un cambio al conteggio. Foul ancora, cerca di rimanere in vita, quindi colpisce la palla in foul. Un ball, 2 strike. Ecco, K con swing. K con swing, il primo K per Carlo Romito. Un out in questo settimo inning, abbiamo una sostituzione, Torre Pedrera, esce Carlini Francesco ed entra il 34 Donati Lorenzo per Carlini. Donati Lorenzo entra per Carlini Francesco. Ci lamentiamo che il Torre Pedrera comunica i cambi e l'Anno Rimini alla regia e qui dove abbiamo lo scorer no. 2 bolle il conto su Donati Lorenzo. Palla per terra. Ancora ball, terzo ball consecutivo. Primo strike girato da parte di Donati Lorenzo.
ancora un altro strike girato da Donati Lorenzo, quindi conto pieno. Romito, certamente è meglio tirare uno strike che regalare la base, perché lo strike lo deve mettere in gioco. Terzo strike, quindi un K con swing, secondo K con swing consecutivo, quindi un altro K per Romito che è il secondo consecutivo, ora 2 out. Ora ricomincia il line-up del Torre Pedrera, abbiamo l'interbase, il numero 45, Boldrini, Lorenzo, Leonardo. Ha fatto un F9, un singolo, una base su bull, un K con swing. Prima, metti quelle spalle lì. Ti cambi di velocità, dai. Palla ball, 2 ball, 1 strike, il conto. Dai, Carlo. Chiudi, Carlo, dai. Gira questa palla senza impattarla, 2 ball, 2 strike il conto, 2 out. Colpisce la palla e finisce direttamente nel guanto del secondo base, quindi eliminato sulla via L4 e si conclude il settimo inning per il Torre Pedrera Falcons in attacco. Ora andiamo in pubblicità per poi ritrovarci all'ultimo inning in attacco della Più Rimini.
Allora, cambio nel Torre Pedrera Falcons, abbiamo il nuovo lanciatore Nico Ara Alessandro, e la batteria di ricevitore è Pascucci Fabio, ricevitore, e Donati Lorenzo, esterno destro, un cambio interno, al posto di Mazzone che esce. Nico Ara prende il posto di Mazzone. Ora abbiamo quindi Troni Mattia è entrato al posto di Monti Massimo. Base su ball per Mattia, numero 19. Adesso abbiamo Montanari Tommaso, base su ball, un doppio, un'altra base su ball. Quindi diciamo che ha 1 su 1, perché le basi su ball non contano, quindi è 1 su 1. Ha 2 basi su ball, è un doppio, è 1 su 1. Anche se è il quarto turno in battuta nel box per lui. Sprizza la palla in foul a sinistra. Primo strike quindi per Montanari, colpisce questa bella valida al centro, è un singolo per Montanari, quindi un 2 su 2 per lui. Mattia Leon, anche lui nel box. Lui ha 1 su 3, un doppio, un FF2 e un infree fly al quinto, gira una palla alta preda dell'interbase, quindi un F6, ed è il secondo eliminato, no, il primo eliminato, perché abbiamo 2 uomini in base, il primo eliminato. Ora abbiamo Metalli Grisetti Tommaso. Per lui un K con swing al primo inning, un'eliminazione in linea 5-3 al terzo e un'eliminazione in F7 al quinto, quindi anche lui si trova ancora a 0, non ha fatto valida in questa partita. Palla persa, palla per terra, ma il ricevitore riesce a bloccarla, primo ball. Colpisce una bella palla lunga, ma preda dell'esterno centro, quindi un F8 ed è il secondo eliminato. Ora abbiamo Romito Carlo. Prima palla persa dal lancio pazzo, sposta l'uomo in seconda e terza. Strike, un ball, uno strike, il conto.
palla per terra, ball. Romito ha un capo swing, salvo il primo per errore il primo inning, un L5 e un salvo su errore con RBI al quinto inning. Voleva colpire una palla bassa, un cambio che era destinato alla zona di ball. Abbiamo 2 ball, 2 strike, 2 out. Romito potrebbe portare a casa questi 2 punti che sono in base. Vedremo un attimo se ci sarà un po' di luce in questo buio del tardo pomeriggio per la New Rimini. Niente da fare. K, co-swing e si conclude qua la partita sul punteggio di 13-3 finale, quindi una partita iniziata bene per la New Rimini, ma poi alla fine non è riuscita a mantenere continuità né nel box né in difesa, facendo errori diversi sia sulle basi che nell'ambito del box, non concludendo molte volte cose facili che sarebbero state sicuramente possibili ma non si sono realizzate. Complimenti a entrambe le squadre, complimenti al Torre Pedrera Falcons che raggiunge il primo posto nel girone e la New Rimini invece si qualifica al secondo posto e quindi adesso aspetteremo di vedere chi sono i prossimi che dovranno essere incontrati dalla squadra della New Rimini e cercheremo per quello che è possibile di trasmettere questa prestazione se ci sarà, insomma, sicuramente se qui al campo sarà possibile, se fuori sarà molto più difficile. Però grazie a tutti per l'attenzione, da Enrico Bonemei e dallo New Rimini e Junior Rimini, grazie per averci seguito su questi canali e un buon proseguimento e un buon baseball a tutti. E ricordiamo che la New Rimini questo weekend riposa e giocheremo la prossima settimana, quindi non questo sabato, il prossimo sabato, in casa. La prima partita è alle 15 e la seconda alle 20. Un caro saluto a tutti quelli che seguono il baseball dallo Stadio dei Pirati attraverso questa diretta. Arrivederci ai prossimi impegni. Grazie a tutti per l'attenzione e un buon proseguimento.
Ciao.